Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano WWE ragazzi. Eddie Guerrero, Tensai Guerrero veramente non ha mandato giù la sconfitta nella Raw e alla Rumble contro Veneziano per il titolo degli Stati Uniti. Adesso vediamo in questo match con Tensai se riesce a portare a casa un buon risultato. Eccoli qua ragazzi, Tensai e la Rasa. Eccoci qua, attenzione, l'arbitro va giù, l'arbitro va giù, l'arbitro va giù e chi può arrivare Veneziano ancora? La faida continua, continua ancora, incredibile. Attenzione, Archeo, Archeo di Veneziano, Archeo di Veneziano, incredibile ancora. Sembrava finita la rivalità e continua ancora tra Guerrero e Veneziano. 1, 2 e 3, is over. Guerrero ha perso ancora, incredibile Veneziano, cosa ha fatto? Ragazzi, triple threat match Steel Cage, Veneziano e Guerrero, si è aggiunto anche Shawn Michaels, anche lui all'Elimination Chamber sarà protagonista del match per gli Stati Uniti. Incredibile ragazzi, anche Shawn Michaels è tornato che era già sfidato Veneziano ma rivuole una possibilità per la cintura degli Stati Uniti. Shawn Michaels ha detto in un pay... Eccolo qua ragazzi, è tornato. È tornato con il costume della Royal Rumble. Eccolo qua Veneziano. Lo ha fatto per i suoi fans che gli hanno chiesto un'altra volta questo costume pazzo. Eccolo qua ragazzi. Il ragazzotto che spezza i cuori. Shawn Michaels ha detto un pay per view come l'Elimination Chamber non può stare senza di me. Eccolo qua ragazzi, Shawn Michaels. E quindi sarà un triple threat all'Elimination Chamber. Ancora non sono capite le stipulazioni del match, se sarà un Steel Cage o un vaffanculo match o che ne so. Intanto vediamo questo match per capire chi sarà il favorito per il pay per view. Guerrero, la Rasa Guerrero. E adesso andiamo, vediamo, Veneziano ha detto è vergognoso che una star così prima di un pay per view e fare un triple threat con gli stessi avversari che poi affronterà all'Elimination Chamber. Veneziano lo stanno veramente... Attenzione Shawn Michaels, Shawn Michaels, eccolo qua. Questo sarà un assaggio dei pay per view ragazzi. Attenzione Guerrero, ce la fa, incredibile Eddie. La Rasa Guerrero, Veneziano però si scatena. Eccolo qua. Ha voluto mettere per un'altra volta il costume Royal Rumble che ha portato non un po' fortunissima purtroppo. Attenzione, doppia, doppia, doppia. Vogliono distruggere il campione degli Stati Uniti. Vaffanculo Shawn Michaels. Attenzione, no in due però. No in due, no il beffone. Oh, Fioi. Incredibile, sono in due. Incredibile, incredibile. E va a vincere Eddie Guerrero, pazzesco. Un match finito subito. Non ho parole. Non ho parole ragazzi. Veneziano farà di tutto per non avere un Steel Cage come stipulazione del match. Incredibile, va a vincere Eddie Guerrero dopo 2 minuti di match. Ragazzi, siamo all'ultima settimana prima dell'Elimination Chamber. Veramente in questo mese la rivalità tra Eddie Guerrero e Comune Veneziano ha raggiunto vette incredibili. C'è un submission match e dopo Fioi Elimination Chamber. Oggi non c'è Shawn Michaels che ha, come si dice, ha fatto un match contro Ryback. Quindi ha già lottato. Adesso tocca a Veneziano e Eddie Guerrero, che alla fine la vera rivalità è la loro. Shawn Michaels si è messo in mezzo solo per rompere i coglioni praticamente.
Ciao Natalia. E vai, il Cubendone inizia il suo match con Guerrero. E l'Elimination Chamber invece triple threat anche con Shawn Michaels. Nelle altre rivalità e a SmackDown, grandissimo veneziano. La rivalità più pesante in questo momento è tra JBL ed scusate, Chris Benoit per la cintura intercontinentale. Quindi adesso le cinture tra virgolette minori sono in risalto. Ricordiamo anche che c'è la super rivalità tra The Rock e Triple H che continua a Raw per il titolo WWE. Attenzione, Eddie Guerrero scatenato, ragazzi. Bravissimo Cumendone. Guerrero che vuole infortunare Veneziano per essere tranquillo per il pay per view. Così può affrontare Shawn Michaels, che è l'unico forse forte. Parole pesanti di Guerrero, parole pesanti. Veneziano però ha dimostrato di essere un talento. Suplex. No, il Commander preferisce non fare la mossa aerea, però ha perso tempo. Ancora Venezia, non c'è niente da fare. Questo italiano, ragazzi, è veramente forte. Attenzione, suplex guerreroso. E vanno fuori, ma ancora Guerrero che riesce a parare la mossa. Dai Guerrero, entra, merda. Dai. Guerrero entra dal basso. Ancora Guerrero. Bellissimo pugno strepitoso di Veneziano. Niente, lascia fare la mossa purtroppo il Cume. Ancora Guerrero, ragazzi. Guerrero è scatenato, vuole riscattare la sconfitta della Royal Rumble, si vede. Oh, che male. E cazzo. No, close line fallita da Veneziano, incredibile. Aia. Meno male che Veneziano riesce a salvarsi. Ancora Guerrero, basta. Oggi Guerrero è troppo più in forma. Veneziano forse basta però. Bravo Kuma, questo bravo Kumendone. Mamma mia che match prima dell'Elimination Chamber. Shawn Michaels ha fatto molta meno fatica contro Ryback. Saranno molto stanchi Guerrero e Veneziano. Aia. No, non ce la fa, ragazzi. Veneziano è finito, Veneziano è finito. I tre amigos di Guerrero, ragazzi, è finita, è finita. È finita. Is over, is over. E Guerrero tenta la mossa finale. Mamma mia. Niente, Guerrero le sta parando tutte. Vediamo se Veneziano, che è famoso per la sua resistenza incredibile. Pafede! Veneziano recupera. Veneziano recupera qualcosa. Vai, 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 vai. Ricordiamo che è un match per sottomissione. Dai Cube. Dai Cube, dai Cube, dai Cube. Ma no, ancora no, però, per piacere. Cioè, non può essere scarico anche questo. Cioè, veramente mi girano i coglioni. Dai, 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 è finita. Ancora, sì, però ha rotto i coglioni, cazzo. Aia, aia, oh no, non ce la fa, non ce la può fare, non ce la può fare. Poi ragazzi, Veneziano nelle sottomissioni è veramente forte, eh. Mossa speciale per Veneziano, a calma. Relax puro. Ho bisogno del puro. No. Bravo Veneziano.
Attenzione, E5, 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 pazzesco, la ribalta il Cube la ribalta. Ma Guerrero ancora, questo è un match apertissimo, sembra veramente il pay-per-view. No, troppo prevedibile qua. E ancora Guerrero. L'aveva ribaltata Veneziano. E ancora, pazzesco Veneziano. Il Cubentone ci riprova, forse ce la fa, non ce la fa, c'è Guerrero si salva, ma sono pazzi questi Shawn Michaels, è una vita facile nel pay-per-view, questo match pre-elimination chamber è pazzesco, mamma mia ragazzi, Guerrero l'orgoglio dopo aver perso la Rumble, un match così, non ce la fa più il Cume, non ce la fa più, ma anche Guerrero è preso malissimo. E ancora Veneziano si salva. E ancora Guerrero, incredibile match. Ancora Eddie, ancora la rasa. Comunque la cintura la merita o Guerrero o il Kumenda, mi dispiace ma... Ai. Adesso è brutta. E si salva il Kumendone. Si è salvato. Ma è finita ormai ragazzi. Ancora rope break fortunato qualcuno. Mamma mia che match pre-elimination chamber. Non ce la fa, fuga del ring. Mamma mia. Tutto potevo pensare ma no, un match così. Sembra veramente il pay per view ragazzi. E ancora niente da fare. Ragazzi, e qua è la fine. E qua Latino Hit porta a casa la vittoria. Latino. Va a vincere Guerrero. Ma che match ragazzi, all'Elimination Chamber prevede un triple threat devastante. Shawn Michaels è favorito perché nel suo match con Ryback ha vinto facilmente. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. I due lottatori sono esausti. Attenzione però, cosa vuole fare Guerrero? No, Eddie Guerrero, guardate cosa fa Guerrero. Incredibile ragazzi. Un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.